abbiamo fatto un intervento qui alla Fiera di Longarone in relazione al progetto che Regione Veneto e Università di Sassari stanno portando avanti sul territorio regionale in merito al lupo. Il progetto si chiama Telemetria Proattiva, è un progetto che mira a studiare lupi attraverso telemetria, cioè attraverso radiocollari satellitari, per acquisire delle informazioni non tanto di carattere biologico, come viene fatto comunemente, ma diciamo più di carattere gestionale, per capire meglio come si comportano questi animali nei confronti, uno, degli animali domestici al pascolo, ma anche sugli ungulati selvatici oggetto di attività venatoria. Il progetto è una prima fase, è partito 3 anni fa, abbiamo già dei dati acquisiti che riguardano proprio l'impatto sugli ungulati selvatici e domestici, abbiamo catturato 6 lupi, 5 dei quali dotati di radiocollare. Ora il progetto andrà avanti, per cui è stata l'occasione di presentazione dei primi risultati, ma anche di confronto con le categorie coinvolte, perché l'intenzione nostra è quella di instaurare proprio una stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati in qualche modo dalla presenza di questo predatore, per poter collaborare insieme in una raccolta più completa possibile dei dati.